È stato un fulmine a cielo sereno per noi, per la nostra famiglia e anche i nostri collaboratori e sono rimasto basito quando me l'hanno detto. È sconvolto Giovanni Battocchio, titolare del supermercato di Romano De Zelino, dove da qualche mese lavorava Giulia Rigon, la 31enne trovata morta in un camper a Bassano. Era da noi in tirocinio da marzo e finito il tirocinio ad agosto l'abbiamo assunta perché si era distinta in modo esemplare in questo tirocinio, quindi meritava l'assunzione. Era una bravissima lavoratrice, molto sempre solare, molto precisa, e arrivava sempre in anticipo al lavoro. Prima di andare via chiedeva sempre se era tutto a posto, veramente una lavoratrice da dice lode. Qui al lavoro tutti le volevano bene perché aveva un sorriso sempre per tutti quanti, quindi è stata una notizia veramente sconvolgente per noi e che non ci aspettavamo ovviamente. Cosa sapevate della sua vita privata? Ma ben poco onestamente perché lei era molto riservata. Ed esprime la sua assoluta vicinanza alla famiglia di Giulia Rigon. Questa mattina abbiamo fatto subito un telegramma ai genitori che ovviamente siamo molto vicini a questa disgrazia che li ha colpiti.